Bentornati qui su Aggiornamento con le previsioni meteo. Notiamo come la forza, la potenza delle fulminazioni fin dalla nottata mattinata ha colpito il nord-ovest, il Piemonte, con accumuli che si sono portati oltre i 60 mm, in Liguria sul Genovese oltre i 60 mm, così come anche sull'Alta Toscana, 30 mm nella Campania, come vediamo da questo video, dove si sono abbattuti dei forti temporali, registrati anche degli allagamenti, dei temporali, criticità comunque senza le grandinate, ma comunque con forti piogge e fortissimi venti che sono abbattuti. E poi assolutamente da sottolineare come la potenza dei temporali ha agito non solo sul nord-est della Sicilia, ma anche sulla Calabria, in modo particolare anche sulla Catania e lungo le coste. Allagamenti anche in queste aree, come vediamo da queste immagini a Mascali abbiamo registrato degli allagamenti molto importanti proprio nelle prime ore del pomeriggio, attorno a mezzogiorno, alle 13 del pomeriggio di oggi, domenica 18 agosto. Pensate che le temperature in queste aree, laddove colpite dai temporali, sono crollate in modo sensibile proprio per l'ingresso delle correnti molto fresche durante i temporali. E poi sottolineiamo anche lo sviluppo di nuove celle temporalesche in questo momento anche nel Milanese, ma che si sono già formate anche ed estese su Novarese, Cremasco e stanno coinvolgendo la Lombardia centrale, portando dei forti rovesci e temporali locali, grandinate anche qui registrate al momento comunque di piccole dimensioni, attorno ai 2-3 cm a nord-est della provincia di Novara. E poi ovviamente questi temporali, come si nota anche dal radar, i temporali da Milano si sono estesi, si stanno estendendo verso sud-ovest per la formazione del minimo depressionario proprio sul centro Italia. Intanto si registrano anche delle forti precipitazioni nel Cuneese con temporali annessi e ancora qualche temporale sul Savonese. Intanto segnaliamo anche lo sviluppo di nuovi temporali lungo le coste del Romagnole, in estensione verso il Bolognese, e la nascita di una cella temporalesca sul Veneto, che al momento appare la regione meno colpita assolutamente tra tutte, con una linea temporalesca che è passata transitata solo durante la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio sulle prealpi e pedemontane vicentine, ma soprattutto quelle trevigiane fin verso il Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo avuto un intenso passaggio temporalesco con grandine di piccole dimensioni. E ci spostiamo ovviamente verso le regioni centrali, dove sono in atto dei forti temporali al momento sull'Umbria, in modo particolare su Terni e in questo caso anche sulla provincia di Teramo. Supercella, accompagnata da grandine di grosse dimensioni, sta portando nubifragi molto potenti. Questo determinato anche da valori di Cape, valori di energia in quota molto elevati, che contribuiscono poi con il rimescolamento dell'aria e favorito anche dai venti che stanno ruotando da sud-est verso nord-est, stanno viaggiando verso l'Appennino per portare anche qui delle precipitazioni, così come sull'Aquila. Quindi attenzione, perché i fenomeni stanno praticamente per agire su tutto quanto l'Appennino nel corso delle prossime ore, anche se i fenomeni saranno in parziale esaurimento soprattutto sull'Umbria e al momento anche sulla regione delle Marche, dove saranno più colpite queste regioni nel corso della prossima nottata. Intanto verifichiamo anche la situazione a Roma, sulla capitale, ma non solo, sul resto del sud, dove la situazione al momento si presenta più instabile sulle coste e sulla regione come Lazio, che presenta dei forti temporali anche sulla capitale per il moto dei temporali da ovest verso est. Queste celle temporalesche che nascono così, favorito dal minimo depressionario ancora sulla Sardegna, che sta per portare allo sviluppo di un fronte temporalesco, attenzione, proprio nella nottata sul Mar Tirreno, sul medio-basso Tirreno. E poi segnaliamo anche a Lecce un piccolo temporale che segnala già e preavvisa già come la situazione su quella regione andrà peggiorando. Ricordiamo, entro la prossima nottata e le prime ore della mattinata di domani, di lunedì, attenzione, perché le coste ioniche e adriatiche saranno molto colpite da un forte passaggio temporalesco, mentre sulla Basilicata e sulla Sicilia le condizioni tornano normali dopo il passaggio temporalesco della mattinata, con una situazione quindi più stabile, nettamente migliore
nuvole, tra qualche nube alta in questo momento, ma nulla da segnalare. Insomma, su tutto quanto il Mediterraneo centrale assistiamo quindi alla potenza dell'innesco di queste celle temporalesche che andranno poi continuando ad agire soprattutto nella nottata, come ricordiamo, sul versante adriatico e soprattutto sull'Emilia Romagna centro-orientale, il Basso Veneto, sull'Appennino meridionale, sulle coste tirreniche da Roma fino a Napoli e poi anche sulle coste della Puglia, della Basilicata, colpita Taranto, Lecce in modo particolare, e poi segnaliamo il miglioramento delle condizioni meteo invece sul nord-ovest e sulla Sardegna. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo. Intanto vi rimando di consueto a un prossimo video aggiornamento.